13 anni, 13 edizioni, questo appuntamento si rinnova, ma in qualche modo calca sempre quel sentire comune che il Natale e le festività di inizio e fine anno offrono, proprio un'atmosfera particolare che questa chiesa raccoglie e testimonia nel tempo. Amici che hanno saputo ovviamente interpretare la suggestione, crearla in questa occasione che è di confronto e di comunione di canto, di crescita nel tempo. E io direi di fare subito un applauso agli amici del coro polifonico Sukondake di Bonacca. A casa loro non serve presentarli, salutarli, sì, anche perché mi faccio interprete del loro saluto e fra un po' qualcuno di loro lo farà ovviamente a nome del coro. Una bellissima manifestazione quella a cui assisterete questa sera, perché sono davvero motivate le realtà che sono qua per proporre davvero questo sentimento di cui abbiamo parlato. Il primo lo avete ascoltato, accompagna proprio il percorso iniziale e lo farà anche adesso regalandoci un momento della sua cultura che ha incontrato la nostra nel tempo. Lui che arriva da lontano, che ha scelto la Sardegna per abitarla, per nutrirsi e per rappresentarla attraverso i suoni che ha interiorizzato da sempre.